Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, siamo alla Casa delle Farfalle e ci troviamo in una delle nostre serre, uno dei nostri giardini tropicali e in modo particolare siamo all'interno della serra africana. Il titolo della pillola di oggi è Simili ma non uguali e nel corso di questa pillola e di questo video scopriremo perché. Alle mie spalle, devo stare attenta a come mi muovo, troviamo una pianta speciale. Ha una serie di caratteristiche, vediamo. Innanzitutto, se potessimo tagliare una di queste pale, uno di questi fusti, vedremo che ha una base quadrata, costituita da 4 angoli. In ciascuno di questi angoli troviamo una serie di spine e nella parte apicale della pala dell'ultimo anno delle foglie molto piccole. Le foglie sono molto piccole per evitare che la pianta sottoponga troppa superficie al sole e perda quindi acqua attraverso un processo che è la traspirazione, un po' come sudare. Ma tutto il fusto è verde e quindi vuol dire che tutto il fusto riesce a fare la fotosintesi. È un processo particolare, ma tutti ne abbiamo sentito parlare, il processo attraverso il quale la pianta si nutre, assorbendo anidride carbonica dall'atmosfera, producendo uno zucchero che è il glucosio ed emettendo delle sostanze di scarto, in modo particolare ossigeno, che è quello che noi sfruttiamo per poter respirare. Accanto alle spine, quindi, che servono come funzione di difesa da morso di animali erbivori, dato che questa pianta vive in ambienti secchi, aridi, dove non c'è molto cibo, e alle foglioline che troviamo nella parte, abbiamo detto, apicale della pianta, possiamo anche identificare l'ultima caratteristica di questa pianta. Questa è una pala che abbiamo potato quest'anno e vado a fare una incisione. Vedete che dall'incisione esce una sorta di linfa, di latte, una sostanza lattiginosa, appiccicosa, velenosa e anche caustica. Bisogna fare molta attenzione a maneggiare queste piante, non solo per le spine, ma anche perché questo lattice è caustico e può causare anche cecità temporanea. Di solito al pubblico che viene a visitare la serra africana chiedo: di che pianta si tratta? Bene, all'unisono le persone che hanno il coraggio di rispondere dicono: è un cactus! La mia è una domanda a trabocchetto in realtà, perché non si tratta di un cactus. I cactus vivono in America, li troviamo in Messico, in California, in Arizona. Questa pianta vive in Africa, siamo nella serra africana ed è in realtà un'euforbia. Vi volevo mostrare questa immagine. Questi sono i grandi cactus degli Stati Uniti d'America che si chiamano saguari, mi raccomando, saguari, e sono delle piante cactacee. Come l'euforbia sono piante succulente perché accumulano acqua nei loro tessuti e hanno la caratteristica di avere il fusto un po' come una fisarmonica. Questo perché nei pochi momenti in cui piove tutto il fusto riesce ad accumulare acqua e senza rompere il fusto la pianta riesce ad allargarsi. Quindi sono piante simili, le cactacee americane, alle euforbie africane, ma non sono uguali. Questo fenomeno si chiama convergenza evolutiva. Forse ne abbiamo sentito parlare, un termine un po' difficile, soprattutto nel mondo animale. Per esempio, uno squalo e un delfino. Lo squalo è un pesce, il delfino invece è un mammifero acquatico, un cetaceo. Quindi due famiglie di animali, due gruppi di animali molto distanti tra di loro dal punto di vista tassonomico, mi permetto di dire, però hanno evoluto, adattandosi agli ambienti in cui vivono per pressione della selezione naturale, le stesse strutture e così hanno fatto le euforbie e le cactacee.
piante tra loro molto distanti, ma che vivendo in climi simili, aridi e siccitosi, hanno trovato le stesse soluzioni per risolvere il problema dell'aridità e della siccità. Simili ma non uguali. Alla prossima pillola. Volevo solo ricordarvi una cosa: la casa delle farfalle, sapete, in questo momento è chiusa, noi siamo con i motori un po' al minimo, siamo qui per poterci prendere cura del benessere degli animali ma anche delle piante. Se volete potete acquistare online i nostri biglietti che varranno poi per tutto il 2021. Ciao, alla prossima pillola!